Voi alpini qui di Tarso, cosa avete pensato? Beh, la prima cosa è di metterla a posto subito e basta. Nemmeno il tempo di vederle strappate che le penne nere le hanno subito sostituite. Ecco gli ultimi due tricolori degli oltre 50 sfregiati nel centro di Tarso nella notte tra il 24 e il 25 aprile. Un taglio al centro, probabilmente con un rampino o un taglierino montato su una canna estensibile. Un malanno lungo oltre 1 chilometro, tanto coprono i tricolori della strada principale di Tarso che domenica vedrà la sfilata sezionale. Questo gesto a voi non vi ferma nella donata sezionale? No, assolutamente, anzi ribadiamo ancora di più la nostra appartenenza, la nostra alpinità sotto l'ombra del tricolore. Facile pensare che più verso gli alpini il gesto vandalico sia legato alla presenza del capo dello Stato nella vicina Vittorio Veneto. E le bandiere qui a Tarso gli alpini le avevano predisposte già più di un mese fa, quindi che il fatto sia accaduto a ridosso del 25 aprile sinceramente fa un po' pensare. Senta, per voi come comunità di Tarso cosa significa aver avuto le bandiere strappate? È un brutto gesto, è un gesto io direi anche vigliacco, cioè se qualcuno ha qualcosa da dire ci sono le sedi opportune, c'è il modo opportuno di farlo, prendersela contro la bandiera italiana di notte è stato un'offesa sia a quello che rappresenta ma anche al grande lavoro che stanno facendo gli alpini per il nostro paese e soprattutto per la comunità di Tarso. Sindaco che ammonisce gli autori a presentarsi dai carabinieri di Cison che stanno indagando perché sarà gran difficile che sfuggano alla giustizia. Assolutamente sì, telecamere ce ne sono. Per gli alpini, a parte la delusione per il gesto, non cambia nulla. E noi cominciamo appunto domani sera con uno spettacolo teatrale, domenica anche se piove ci sarà l'ammassamento, la sfilata alle ore 10 puntuali.